No, perché non sono stato Buonasera a tutti, mi chiamo Cristiana Frongia e praticamente vengo con Francesco, sono con Francesco del Comitato Nucleare Dei. Il mio apporto può essere molto semplice e molto corto, in quanto come medico io credo che più di tutti possa sapere gli effetti di questo devastante progetto che ci sta per piombare addosso e nei confronti del quale è giusto che noi cominciamo a preparare già da oggi una barriera umana. Il discorso che, ecco, l'apporto che voglio dare io è questo: molta comunicazione nei territori, come è stato detto ampiamente da molti di voi, però sottolineando che è molto importante stanarla alla gente, perché voi lo sapete che il punto di criticità più importante dei referendum è la gente che va a votare, cioè portarla a votare. Quindi a mettere quella famosa X nei confronti dei quali più andiamo avanti più sembrerebbe che c'è diffidenza e anestetizzazione, cioè la gente oggi è anestetizzata, non vuole più andare a votare perché pensa che tanto non cambierà mai nulla e tutto ci pioverà dall'alto. Come si stanno la gente? Si stanno la gente facendo un discorso chiaro, semplice: la Sardegna è l'isola del mare e del sole, non abbiamo bisogno di queste cattedrali che fanno un fumo devastante verso la natura. Noi dobbiamo considerare l'atomo di uranio che ha 99 parti di scorie e una di energia. Allora vale la pena consumare un atomo per avere 99 di scorie e una di energia? No. Allora far capire alla gente che quelle 99 parti rimangono nel nostro territorio, che peraltro ha già abbondantemente metalli pesanti, ha già abbondantemente il mare e i pesci inquinati di radioattività. Allora noi salvi, no grazie, ma non abbiamo bisogno del nucleare. Allora la mia proposta è andare e rendere, come dire, suscettibili i medici del pronto soccorso, i medici delle guardie mediche. Andate a portare i volantini, perché loro facilmente vi distribuiranno, perché nessuno più del medico sa che cosa porta il nucleare. I sardi sono già radioattivi, perché lo siamo ragazzi già radioattivi. Una donna su 3 non ha più la tiroide. Siamo primi in Europa per le malformazioni dei bambini, cioè non abbiamo bisogno di questo nucleare. Allora coinvolgiamo prima di tutto, soprattutto i medici, che nei confronti, ricordatevi, dei pazienti hanno un grande ascendente, perché voi ascoltate tutti, ma forse ascoltate più il medico del prete oggi come oggi. Ecco, questo è il mio apporto, molto semplice e spero sia utile.